20 tra le più belle dimore storiche spalancano le porte ai visitatori, concedendo sia l'intrattenimento alla cultura e anche alla gastronomia. In vista dell'Expo 2015, il 7° Festival delle Ville Venete punta a valorizzarle sempre di più per dare prima di tutto impulso all'economia. È un festival importante perché permette a tutta la popolazione veneta, quindi una popolazione locale, di entrare nelle ville, di avere accesso alle ville. 3.800 ville venete, unica realtà al mondo che abbia questa caratteristica particolare. Il problema qual è? Sono tante, sono belle, bisogna renderle interessanti, soprattutto per la loro bellezza, per la loro qualità e farle diventare un fattore economico. Noi faremo questo festival che ci condurrà attraverso il Veneto con tutta una serie di iniziative che tendono appunto a dimostrare quanto sono moderne queste stupende dimore che connotano il nostro territorio, lo identificano, ma soprattutto ci accolgono ancora ad oggi con dei messaggi di pace e di serenità. Anche i solisti veneti sono presenti nel cartellone del festival. La loro vocazione a portare la musica in contesti architettonici di pregio è a dir poco di lunga data. I solisti veneti hanno sempre sognato e sempre lottato per promuovere il patrimonio delle ville venete ancora dai primi anni 60 e hanno iniziato le attività nelle ville venete con un memorabile concerto nella villa di Masera nell'anno 61. Con gli anni siamo arrivati a realizzare col contributo all'Istituto delle Ville Venete di Rai Trade questo meraviglioso DVD delle stagioni di Vivaldi nelle ville venete. E l'edizione 2014 del Festival delle Ville Venete porta alla ribalta anche il tema dell'accessibilità, testimoniato in prima persona da Bebe Vio, campionessa di scherma paralimpica. E anche il fatto che tutte queste ville siano molto accessibili per tutte le persone è una cosa bellissima, per cui può arrivare una persona in carrozzina e può vedersi la villa perfettamente, per cui trovo che sia una cosa importantissima e ringrazio tantissimo per l'invito a essere venuta qua. Il festival è stato presentato in Villa Veniera a Mira, sulla riva sinistra del Brenta. L'edificio, che risale alla fine del Cinquecento, è attualmente sede dell'Istituto regionale Ville Venete ed è un esempio illuminato di recupero e gestione di un bene storico. Io volevo puntualizzare solo il recupero di questa villa veneta, che ha permesso alla Regione del Veneto di risparmiare dei soldi pubblici di affitto in altre situazioni e di dare, oltre agli uffici, una sistemazione decorosa, una sistemazione e un utilizzo a tutta la cittadinanza. Per cui finalmente un bene pubblico messo a disposizione della cittadinanza con un risparmio di soldi pubblici. Il Festival delle Ville Venete è promosso dall'Istituto regionale Ville Venete col sostegno delle regioni Veneto e Friuli. Fino al 21 settembre il calendario è pieno zeppo di appuntamenti da non perdere, dalla danza in Villa Manin a Passariano alle degustazioni in Villa La Mattarana nel Veronese e poi Catrin Spacchi in Villa Piovene Porto Godi nel Vicentino, la cerimonia del premio Ville Venete a Stra in Villa Pisani. Tutte le informazioni nel sito della Regione Veneto.